Da stamattina anche l'Etna ha aumentato il suo tremore, raggiungendo un livello di allerta rossa. Forti boati si sentono dalle pendici etnee alle porte di Catania, quindi non si sa se sia tutto collegato tra lo Stromboli e l'Etna, ma fatto sta che anche l'Etna sembra che si stia per risvegliare. Non è che fino a mo' dormiva, però pare strano che anche l'Etna ora sta incominciando a muoversi un pochino. Quindi in effetti ha ripreso scena dalle 12:30 di stamattina. In effetti l'osservatorio ha registrato un aumento dell'ampiezza media del tremore che ha raggiunto, ciao Silvia, ciao, sì, figurati, ha raggiunto il livello rosso, quindi gli esperti stanno sul posto per studiare più o meno la situazione, anche se non credo, o non lo so ragazzi, forse sia la stessa cosa dello Stromboli, oppure se ci sia un collegamento. Ciao Mariana. Però fatto sta che dopo lo Stromboli anche l'Etna riprende, a muoversi un pochino, quindi rimane un mistero, purtroppo stanno studiando, quindi hanno poche notizie. Ciao Annalu, ciao. Quindi diciamo che dopo il famoso Stromboli, ora pure l'Etna incomincia a muoversi un poco. Quindi ragazzi non si sa giustamente cosa sia, se lo Stromboli ha un collegamento. Sì, sì, va bene, figurati. Quindi non sappiamo nulla perlomeno. Si sa solo questa, che ha incominciato questi forti boati che si sentono, ciao Marcella, a Catania, questo tremolio è tutto il lato destro del vulcano. No, no, guarda, allora facciamo lo Stromboli. Ora l'Etna, speriamo che il Vesuvio e i campi flegrei stiano fermi, non ci siano, una connessione fra di loro, speriamo solo questo. Allora, l'Etna è sicuro perché sono andato anche sull'IGV, lo so, ma purtroppo vedi come ti giri non ce ne stanno buone. Come ho sempre detto, non esistono, perché mi vedi, mentre do una notizia ne do un'altra. Cioè vado a girare, vado a vedere, anche l'Etna ha incominciato di nuovo a muoversi. Quindi, ma non tanto, Elena, guarda. Sai perché? Comunque noi abbiamo il Vesuvio qua, abbiamo i Campi Flegrei. Non vorrei che tutti i vulcani stessero in collegamento tra loro, non vorrei. Almeno questo in Italia, parlo io. Poi giustamente, mica siamo scienziati, noi che sappiamo? Loro dicono che non ci sia una correlazione tra tutti questi vulcani, ma noi che ne sappiamo se in sotto sotto ci sia una sola, via. Lo so, Franci, tu stai proprio messo male, lo so, che tu stai proprio vicino vicino. Quindi spero che non ci sia una cosa fra Vesuvio e questi due qua. Le frasi, le belle notizie stanno nelle telenovele. No, 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 stanno monitorando la zona, ma l'Etna ha fatto questo boato e questo tremolio. Però per ora dicono che sta tutto sotto controllo, quindi nessun allarmismo e nessuna, solo che hanno visto sta cosa che dopo lo Stromboli anche l'Etna ha registrato questo aumento del tremore vulcanico, raggiungendo un livello rosso, cioè molto alto. Vabbè, con in gita da 2 anni al finale, grazie. Sì, sì, è tutto ok, nel senso che tutto si sono sentiti. Sì, sì, sono 2 anni che aspetto. Un parte 24 mesi. Comunque, lasciamo stare. Quindi ragazzi, per il momento sono queste le notizie che si hanno sull'Etna. Difatti, su tanti articoli, sia stranieri che italiani, dice finito lo strumbo incomincia l'Etna, quindi si sa solo questa qua. Sì, sì, una cosa normale, ma
a parte che l'Etna ha sempre fatto, diciamo, ha sempre eruttato lava e lo Stromboli anche pure l'ha fatto in passato, non è che è stato un santo, quindi il problema, ma lo so, figurati, frate. Il problema è il Vesuvio, ragazzi, quello fa più paura dello Stromboli e dell'Etna messi insieme. Quindi spero che non ci sia, diciamo, una connessione tra di loro, più o meno. Anche perché poi ci sta il Marsini, ci stanno i Campi Flegrei, qua stiamo proprio messi male. Grazie Silvio, quindi diciamo, fai bene, oggi mi sa a Torino stai proprio bene, guarda. Pure io, mi sa che se vedo male la situazione me ne vado a Torino, tanto un posto lo trovo lì per dormire, tranquillo. È una frase, io già mi sono stato una volta, quindi una volta basta e avanza. Quindi ragazzi, per ora solo questa è la notizia che circola in rete, sui siti, diciamo, sismologi, geologi, diciamo questa è la notizia che cammina. Sono andato a controllare anche sui siti catanesi, palermitani, hanno sentito questo forte boato e i sismologi hanno detto che c'è stato un aumento, diciamo, del tremore del vulcano che ha raggiunto un bel livello di allerta rossa, però è tutto sotto controllo secondo loro, è sempre secondo giustamente il loro parere. Loro sono gli esperti, quindi non credo che ci sia qualcosa di grave, non avrebbero evacuato, quindi credo che sia così. Figurati, grazie. Pure io, a finale non me ne importa proprio, può essere che vuole lei. Fai buono, Franci, fatti una bella caprese, bravo, va. Hangar. Quindi ragazzi, secondo me tra Napoli e Salerno, diciamo Catania, tutta questa zona del sud, stiamo proprio messi malissimo. Anche quelli del sud, del nord, comunque a centro Italia, in Abruzzo, stanno, diciamo, messi male anche loro. Sì, sì, grazie, sì, no, io sono sempre stato uno così, credo che a giorni andrò via a lavorare, quindi forse andremo in Finlandia, in Norvegia, non lo so di preciso, ma però continuerò sempre a fare i video come ho fatto, quindi non so diciamo ho fatto il passaporto, ho fatto tutto, continuerò sempre a fare i video come ho sempre fatto, tanto il tempo ce l'ho, spero che arriva in Finlandia, che lì è bello fresco fresco, quindi non è come qua. Ah sì, adesso non me la prendo più proprio, figurati, anche perché adesso come ti ho detto andrò fuori a lavorare all'estero, quindi starò un po' freschina per il prossimo tempo, diciamo. Vabbè sì, ogni volta ti dicono questa apocalisse, non sai mai a quante volte l'hanno detto, come i testimoni di Geova, che ogni tanto esce una data e poi passa e poi dicono no, sei sbagliato. Anche i Mai hanno fatto così, 2012, adesso hanno detto il 2019, ma aspettiamo pure il 2019, ma queste cose qua, guarda, non ci faccio pure io a volte articoli su questo, però diciamo a finale non ci credo più di tanto. No, non è che credo, non credo in queste profezie di queste persone vissute centinaia di anni fa, che diciamo fanno così. Pensi che viene a Salerno? Ah no, qua non può venire innanzitutto, partiamo da questo. Qui con signora Grazia, allora io so benissimamente che sei tu, ti dico una cosa, a Salerno lei non può venire, personalmente dove abito io.
Quindi, in caso sarebbe trovata qua, sta all'Hotel Fuorni qui a Salerno e la porterebbero direttamente lì. No, no, a me non me ne importa proprio, tu non hai capito. La signora qui a Salerno non può mettere piede. La notifica che deve avere è proprio questa. No, no, vabbè, grazie, ti dico io. A volte io ho detto che la signora sta scappando. La notifica è proprio questa. Che la signora se mette piede a Salerno se ne va direttamente all'hotel che io lo chiamo Fuorni. Sì, sì, la notifica è questa. Ma lo so che sei tu comunque. Quindi vai in questura e vallo a prendere. Tanto se vieni a Salerno, vai a come si chiama qua? Fuorni. Conosci Fuorni? Si sta bene comunque, non ti preoccupare. I miei amici si trovano bene a lì. Non si sta male. Si mangia bene. Quindi ragazzi, scusatemi, purtroppo ci sta sempre questa signora che si mette in mezzo, ma sappiamo chi è sempre la solita, che fa 100 chiamate al giorno, non si è scocciata, sta scappando da una notifica che deve avere, però io spero che viene a Salerno così va un po' in villeggiatura come la chiamo io. Ah, può darsi più tardi, non lo so, ti dico una bugia. No, no, io non sto arrabbiato, no, no, figurati. Io quando vai lì non ti preoccupare, ti mando le fumi, ti mando le sigarette lì. Anzi no, tu c'hai i soldi, quindi che li mando a fare a te? Tu i soldi ce li hai, quindi è inutile che te li mando. Tanto per il lavoro che fai sei ricca, quindi figurati. Vabbè ragazzi, scusate questa finale che purtroppo questa signora ogni volta crede che mi fa Salerno di tutti? Allora vallo a dire in quest'ora, non lo dire a me. Non l'ho scritta io la notifica, l'ho scritta il giudice. Signora Grazia, che poi al finale sei tu, carissima Anna, come ti chiami, la notifica è proprio quella, che tu a Salerno non puoi venire. Vieni a Salerno e vedi dove vai. Però non hai il coraggio di andare a prendere la notifica, perché io te l'ho detto di andarti a prendere la notifica, perché non ti trovano. Sì, sì, vada pure dove vuole. Tanto sono fatti suoi. Tanto non ci vado io, là ci va lei. Sì, sì. 24 mesi incinta. Ragazzi, voi siete esperti, ma il parto quando è? 9 mesi o 24 mesi? Io mi sono dimenticato. Guarda, sei proprio ridicola, va, sei ridicola proprio. Un po' nella vita un po' di dignità zero. Dignità zero. Ragazzi, scusatemi, ma la signora è abituata a questo linguaggio, quindi è una guerra che si fa da un anno, quindi non sappiamo neanche chi è. Figurati. Vedi quanto sei falsa che fai i nomi falsi della gente e dici verde acciai perché sei tu. Poi ti faccio vedere io chi vince, non ti preoccupare. Sì, sì, pure io, sì, io sono Nicola io. Ragazzi, allora ci sentiamo più tardi per le notizie e se non ci sentiamo, ci sentiamo domani. Anche perché andrò sicuramente a farmi un giretto. Silvia, ma di queste qua, ma sai quante ne voglio? A centinaia. Sei offesa per le donne, E ne per gli uomini. Allora ti torno a ripetere che non mi incavolo. Sai perché? Perché personalmente te l'ho detto e te lo ripeto 100.000 volte. Non mi interessi e basta.
Quindi te l'ho detto su YouTube, te l'ho detto in faccia, come te lo devo dire più? Vabbè, va a fare il DNA, vediamo se assomiglia a me. Non c'è problema, fai il DNA, facciamo il DNA e vediamo se sono... Sì, sì, si chiamano Andrei, sì, sì, bel nome. Fai il DNA, poi lo mandi al giudice e vediamo se assomiglia a me. A proprio cosa... Vabbè, devo bloccarti, mi dispiace. E ciao ciao, quindi ragazzi l'abbiamo tolta, abbiamo fatto un po' di discussione e poi l'abbiamo eliminata. No, 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 non ci sono danni, nulla, no, no, solo questo tremore, diciamo sull'isola dell'Etna, la Sicilia, quindi, ma non ci sono stromboli altrettanto. In California il terremoto ha fatto feriti invece, come sappiamo, quindi purtroppo non se ne può fare a meno, ragazzi. Comunque in caso di ulteriori aggiornamenti io farò una diretta. Come sempre vi auguro una buona serata e ci sentiamo al prossimo video. E scusate l'interruzione di questa persona che si promette sempre, ma non lo so, guarda. Quindi ragazzi, buona serata.